di linee guida, se ci sono, signor Presidente, delle linee guida nazionali con cui vengono impartiteci indirizzi direttivi fatte d'intesa chiaramente con le regioni, cioè diciamo, su come cercare di programmare delle screening e delle informazioni anche rispetto alle attività scolastiche, cioè rispetto a tutte queste situazioni, sarebbe estremamente utile. Ecco perché sostengo che si deve promuovere soprattutto una corretta e capillare informazione, assumendo iniziative per ridurre il rischio di trasmissione e anche delle linee guida, ho già detto, e a promuovere e incentivare lo studio e la ricerca anche sul citomegavirus al fine di disporre di strumenti diagnostici sempre più efficaci e di contribuire al coronamento degli sforzi di oltre 50 anni di ricerca a livello mondiale e a livello nazionale per mettere a punto una diagnosi e una terapia quanto più possibile efficace. Grazie. Grazie onorevole Palese. Onorevole Vargiu. Grazie Presidente, anch'io ringrazio il Governo per aver accolto lo spirito della mozione e annuncio che il gruppo dei Civici e degli Innovatori voterà per tutte le mozioni che hanno il merito di portare in aula la discussione su un tema che è veramente importante. Io credo che non sia importante specificamente, o non solo sia importante specificamente la discussione sulle problematiche attinenti il citomegalovirus, quanto il fatto che in quest'Aula nel giro di 15 giorni siano arrivate mozioni in discussione che riguardano aspetti della sanità che fondamentalmente riportano l'attenzione sul tema della prevenzione. 15 giorni fa, credo, abbiamo approvato una mozione che ricorda una serie di rischi che l'antibiotico resistenza sta introducendo nella sostenibilità del welfare del nostro Paese. Oggi ci troviamo a discutere di citomegalovirus. Ecco, io non ripeterò, lo hanno fatto i colleghi, è fatto molto bene all'interno delle mozioni, lo ha fatto il Sottosegretario, non mi addentrerò sulle tematiche di carattere tecnico. Nella nostra mozione noi teniamo perfettamente in conto le difficoltà diagnostiche e soprattutto le difficoltà ad attuare una terapia che sia eventualmente correlata alla diagnosi, per cui condividiamo le perplessità che il Governo sostanzialmente ha manifestato sulla obbligatorietà di screening, che sono sostanzialmente invasivi e che rischiano di non dare poi un risultato spendibile dal punto di vista terapeutico. Invece vorrei concentrare l'attenzione e le parole di questo intervento su alcuni aspetti che sono di carattere sistemico. Il primo, l'attuazione di misure igieniche adeguate, vicenda e tentativo che non vale ovviamente soltanto per la prevenzione dei danni da citomegalo o delle infezioni in ambito ospedaliero, ma deve essere un'idea costantemente presente ogni qualvolta noi approcciamo a realtà sanitarie. E questo ovviamente allarga il tema su cui stiamo discutendo, perché ci aiuta a valutare come nella moderna sanità italiana non abbiano più senso quelle realtà sanitarie che non riescono a garantire la qualità dell'assistenza che al loro interno viene erogata. Quindi noi non dobbiamo più ragionare sulla moltiplicazione dei punti di erogazione di assistenza, ma dobbiamo concentrarci sulla qualità, sulla appropriatezza delle prestazioni che vengono erogate nei punti dove decidiamo di fare assistenza. Secondo punto è quello della crescita della cultura complessiva della popolazione, perché ormai una serie di elementi che sono cardine di tutte le attività di prevenzione non possono rimanere sequestrati all'interno dei congressi medici, ma devono entrare nella testa della popolazione e devono costituire delle linee guida presenti dappertutto e utilizzate dovunque. La terza valutazione importante è quella della sensibilizzazione del mondo della sanità, non tanto perché a oggi ci sia la necessità di effettuare accertamenti in più, o almeno che questo sia una cosa sicura al 100%, quanto
perché è importante che nel mondo medico sia presente l'idea del rischio, sia presente l'idea della necessità della prevenzione del rischio, perché da questo atteggiamento che si ispira ai principi della cautela, ai principi della giustificazione e quindi all'attenzione nei confronti dell'atto medico e del momento in cui questo viene praticato ed erogato, nasce un sistema di sicurezza delle cure che è quello che anche la prossima settimana avremo verosimilmente in discussione in quest'Aula. Ultimo elemento che si scontra con la magica parola della invarianza della spesa che è presente in quasi tutti gli atti che vengono prodotti da questo Parlamento. Insomma, ultimo elemento è quello della ricerca. Tutto ciò che anche per quanto riguarda il citomegalovirus noi speriamo che possa essere introdotto per garantire maggior sicurezza agli immunodepressi, alle gravide e per ridurre danni che vengono poi pagati negli anni a venire dalla sanità italiana, questo passa attraverso la ricerca, una parola che in questo Paese è significativamente depressa per effetto delle ristrettezze economiche di bilancio e per effetto di un PIL che non cresce. Non vale forse oggi la pena di spendere ulteriori ragionamenti che questo gruppo dei civici degli innovatori sempre fa sul fatto che soltanto un PIL che cresce è garanzia di sostenibilità del welfare e di quello sanitario in particolare e quindi è garanzia di qualità di assistenza alla popolazione. Le best practice sono strettamente legate a questa ultima riflessione, non abbiamo da inventare niente, quasi mai, nel senso che gli altri paesi a evoluzione paragonabile o superiore dal punto di vista sanitario rispetto al nostro hanno già fatto tutti gli studi di cui noi oggi abbiamo bisogno. È importante che noi sosteniamo economicamente questi sforzi ed è importante che noi abbiamo sempre la piena conoscenza, ma i nostri istituti scientifici normalmente ce l'hanno, di ciò che viene fatto nel resto del mondo. La sanità italiana non è un pezzo a sé stante rispetto a quello che succede altrove, è importantissimo che noi manteniamo i contatti, il confronto, il benchmark e la valutazione delle best practice che vengono fatte fuori dall'Italia per non perdere mai un'eccellenza del nostro sistema che oggi è fortemente messa in crisi dalla carenza delle risorse economiche. Grazie. Grazie onorevole Vargiu. Onorevole Vezzali. Onorevole Vezzali, quando ha finito, se crede, se no. Grazie. Scusi Presidente. Ci mancherebbe. Governo, colleghi, prima di presentare questa mozione ho provato a capire in quanti sapessero effettivamente di cosa stessi parlando. La maggior parte delle persone alle quali ho posto la domanda non ha preso sul serio, trovando incredibile e difficile a pronunciare persino il nome del virus, al pari di molte delle donne in gravidanza che non conoscono i rischi che possono correre e ignorano ciò che può capitare ai loro bambini. In non pochi casi non sono in grado di provvedere, per gli alti costi che dovrebbero sostenere, a pagarsi lo screening da sole. La cosa che mi ha meravigliato di più però è che manca una corretta informazione. Conoscere questo virus consentirebbe di mettere le gestanti in condizione di assumere dei piccoli accorgimenti igienici che potrebbero aiutarle a prevenire il contagio. Precauzioni semplici ma utilissime che consigliano ad esempio un lavaggio accurato e frequente delle mani, di non condividere con bambini piccoli cibi e bevande, posate e bicchieri, di evitare di baciarli vicino alla bocca. A differenza di altre malattie infettive, il citomegalovirus non lascia immunità, quindi l'infezione può essere ripresa anche dopo la prima volta. Nel nostro Paese non è previsto lo screening del citomegalovirus né prima della gravidanza né nei 9 mesi di gestazione, ma neanche dopo la nascita del bambino. Fatto questo che ci fa ragionare su dei numeri che potrebbero essere molto lontani da quelli reali. Da quanto si sa, infatti, ogni anno si contraggono circa 13.000 infezioni primarie da citomegalovirus